Cioè, poi dice la coincidenza. Entro nel bagno, mi siedo nella tazza e squillo il telefono. Chiaramente il telefono era messo fuori. Cioè non l'avevo con me. Veramente dove? Nell'altra stanza c'è un grosso vaso da notte dove io ci metto tutte le mie cose, l'orologio, la catenina. Senti la cosa, però ti volevo fare vedere una cosa. Vedi sta figura? E allora, questa che è? Cosa ti rappresenta? Cioè, cosa vedi quando vedi questa figura? Sì, sta figura mi ricorda onestamente la faccia di Messi, devo dire. Comunque, ritornando, squillo il telefono. Cioè, a un certo punto dissi, ma che fa, risponde o non risponde? Perché certe volte quando non è in bagno vuole stare rilassato. Vedi, aspetta un minuto. Se la metti a fuoco, adesso cosa vedi? Vedi qualche altra cosa più particolare? Non lo so. Questo è un esperimento che si fa, diciamo... Sì, potesse... Sì, non è una cosa che si fa, diciamo... Una farfalla, però... No, lo fa. E allora mi ricorda Messi. Messi. Sì, sembra fissato. Non sei fissato. Sembra Messi che sfonazza nella mia casa. Addirittura, a questo punto, ognuno ha le sue interpretazioni. Allora, senti, un'altra cosa. Ma chiaramente tu sempre prendi come esempio Messi in tutte le cose. C'è un... Stavo dicendo, ma guardate chi è? Ah, non me l'ha Messi. Che voleva parlare con me di una cosa importante, riguardo il pallone d'oro. Cioè, dissi io, ma perché? Perché tu mi puoi chiamare anche, c'è sempre, però sei occupato, non una cosa importante da fare. Allora a un certo punto Alberto chiama, ma chi è al telefono? Cioè, e ci disse, ma aspetta Alberto, è una cosa di lavoro, non ti preoccupare, io chiamo Kita, lì, il Giovanni, Pinco, Pallino, Tantrazio, che sia, ma allora e mi confondo io certe volte, perché se ci sei nel gabinetto tu richiamano il tuo telefono, io non lo so. Poi, cioè, come vedi, io mi confondo facilmente. Allora Alberto fa, però rilassati, sediti un attimo e riflettici, cerca di capire come le cose che devi fare dopo, le cose che devi fare prima. Cioè, non è che puoi fare così, sei incasinato pure. Poi è come una telecronaca, che tu scanci il giocatore, un numero 10, un numero 8, un numero 7, poi c'è Messi. Ovunque, la tua avuta la partita della Juventus e di San Messi. C'è 100. Quindi Alberto si arrabbia in queste cose perché lui è più metodico di me, lui è preciso, cioè è una bella tabellina con tutti i giocatori, la loro storia, da quando sono nati a quando muoiono, tutte cose. Io invece vedo Messi ovunque. Non te ne mettere, diciamo, cioè fai una cosa tipo... quando io... cioè, così quando però non lo dico a nessuno, io pensando... No, meglio se non lo diciamo a nessuno. Poi forse ti faccio vedere un filmino dopo, magari. Vieni con me. Vieni con me che ti... Ciao. Ciao.